Onorevole Pullaro, un momento politico particolare e difficile che si sta attraversando in Sicilia, stiamo vedendo tra l'epidemia Covid, gli autotrasporti che scioperano, questi venti di guerra che spirano e che portano grosse spese verso l'energia elettrica e il gas. Ecco, la Regione come si muoverà in questo momento? Secondo me occorre concentrarsi sulle cose e sulle famiglie. Ho visto troppo parlare di politica e secondo me non va bene di candidature eccetera. Oggi bisogna pensare più che mai alla gente, perché secondo me si perde di vista quello che è realmente la missione della politica, pensando più ai politici. Onorevole, ecco, questi fondi del PNR leggevo che si rischia di perderli perché le strutture periferiche, comuni e province, ecco, non sono attrezzati a redigere i relativi progetti. Secondo me occorre mettere in atto una seria politica di mutuo soccorso. Che voglio dire? Per esempio, in sanità, convenzionarsi con l'Agenas, per esempio per le infrastrutture, convenzionarsi con il Ministero, per esempio per quanto riguarda pesca e agricoltura, convenzionarsi col Ministero, perché la nostra specificità, che è l'autonomia, sta diventando invece piano piano una palla al piede. Dobbiamo uscire da questo convincimento e isolamento e aprirci al mondo, aprirci a non tenerci le cose chiuse, altrimenti saremo sempre periferia e ultima ruota del carro in Italia. Ecco, si è fatto una gran parlare e polemiche sui fondi del PNR verso la sanità. Guardi, sulla sanità tocco un tasto che da sempre io, come dire, venendo da quel mondo, ho attenzionato. Devo dire con onestà, ma l'ho scritto nel tempo, al di là di tutto, mi pare che la gestione sanitaria negli ultimi 4 anni e mezzo non sia stata assolutamente quella che ci aspettavamo. Ci aspettavamo un cambio di passo che non è avvenuto. Perché? Perché piuttosto che ascoltare si è deciso di andare avanti, mi consente l'espressione, che non vuole essere un additare le persone, ma i comportamenti politici. Così come a volte, anzi quasi sempre, Musumeci è apparso l'uomo solo al comando, in simbiosi l'assessore Razza è stato l'uomo solo al comando, ma la sanità ha bisogno di condivisione non tanto dei territori, ma soprattutto in primis degli operatori, quindi dei territori e poi della politica. Un'ultima domanda, parliamo di prossime candidature, lei insomma, si è espresso negativo verso la ricandidatura di Musumeci, una candidatura, diceva lei, che arriva dall'alto, ma quale potrebbe essere, diciamo, la soluzione ideale affinché, ricordiamolo, il centrodestra unito vinca le elezioni, se no li perderà come è successo con Crocetta? Guardi, quando sarà il momento parleremo di candidato presidente, però ricordo a me stesso che il presidente Musumeci si è presentato 4 anni e mezzo fa dicendo che non si sarebbe ricandidato, che avrebbe fatto una sola legislatura. Poi, a 2 anni dalla scadenza, ha avviato lui, secondo me sbagliando, questo balletto sull'eventuale candidatura, pensando, prima dice che la vuole dal basso, poi non avendola avuta comincia a rivolgersi ai leader romani. Bene, io direi che il presidente Musumeci, prima di ricandidarsi e quindi dire perché non mi devo ricandidare, ci dica perché si deve ricandidare. Allora sediamoci attorno a un tavolo, io non sono per le decisioni nette e subito, la politica è il ragionamento, alla gente
Questo balletto nausea e non piace, ma aggiungo, pensiamo intanto alle cose da fare per chi dovrà essere non l'uomo al comando da solo, ma il coordinatore di un gruppo, di un contesto. Ne possiamo riparlare.